un gesto vile che mette in ginocchio la produzione agrumicola di una parte importante della nostra provincia, due raid che testimoniano come il lavoro che il governo sta facendo dà fastidio a qualcuno. È stata rotta una condotta importante sulla tratta che collega oltre 6.000 ettari di agrumeti tra Catania e Lentini, un intervento che è stato effettuato sfondando una delle condotte principali del nostro acquedotto, e poi una cabina elettrica, una centrale di sollevamento che è stata vandalizzata per rubare rame, ma soprattutto per disattivare i motori. È chiaro che gli interventi che il governo stanno facendo toccano interessi di chi vende l'acqua, di chi approvvigiona quelle aree negli anni in cui il disservizio la faceva da padroni. Nelle prossime ore il governo della regione ha chiesto all'ente consorzio di bonifica di sporgere denunce, ma soprattutto oggi io lo chiederò a tutti quegli agricoltori che vogliono servizi e che non vogliono che la nostra regione ritorni agli anni dei campieri. È un momento importante in cui il governo ha investito milioni e milioni di euro per efficientare, per realizzare nuove condotte dove l'acqua non arrivava. Questi gesti è chiaro che scoraggiano, ma non fermano il governo, che attiverà già nei prossimi giorni nuovi servizi affinché si possa vigilare insieme alle forze dell'ordine per garantire i servizi agli agricoltori, ma soprattutto per fare capire che la regione e lo Stato ci sono anche nelle zone più remote della nostra piana di Catania. Eravamo pronti a inaugurare una nuova condotta dopo decenni, a rifunzionalizzare una quota, la quota 102, non servita dall'acqua davvero da tanti anni. Lavoreremo nelle prossime ore con gli ingegneri e con tutto l'apparato dell'assessorato regionale all'agricoltura e del consorzio di bonifica per recuperare il tempo perduto. È chiaro che questo intervento vandalico è stato fatto alle porte della campagna irrigua, in un momento storico in cui l'acqua c'è, in un momento storico in cui gli agricoltori hanno il diritto di ricevere il beneficio irriguo. Per questo oggi qui a Palazzo dell'Esa parleremo con le associazioni di categoria, ma soprattutto inizieremo un'interlocuzione perché gli agricoltori iniziano a denunziare tutto quello che non funziona nella piana di Catania.